Amici dello Scrigno del Calcio, buongiorno, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una storia, di una delle retrocessioni più clamorose nella storia della Serie A, non tanto per come è avvenuta, anzi per come è avvenuta, ma non tanto perché può essere paragonata a quella della Fiorentina del 92-93, cioè una squadra che era partita benissimo e che aveva un organico da Coppa UEFA ed è finita in Serie B, o come quella del Verona 2001-2002, sono tutte storie che vi ho già raccontato nel canale, che potete ritrovare, in cui dopo una partenza da Coppa UEFA è retrocesso perdendo quasi tutte le partite nel girone di ritorno. La retrocessione dell'Udinese nella stagione 89-90 ha dell'incredibile per la serie innumerevole di rimonte subite dai friulani, che si sarebbero potuti salvare comodamente, come si dice a Roma, con la pippa in bocca, e invece si sono ritrovati addirittura in Serie B. Intanto vi faccio vedere le foto, l'album delle figurine dell'Udinese 92-93, eccola qui. Potete vedere lo scudetto, potete vedere i vari giocatori, e adesso vi racconto un po' quello che è stata quella stagione dei friulani. Ovviamente mettete pausa, poi io non so mai se sto troppo o troppo poco con le cose in mano, voi mettete pausa quando vi pare. L'Udinese che è neopromossa, è tornata in Serie A dopo qualche anno, al termine della stagione 88-89, l'allenatore è Bruno Mazzia, che non ha avuto una carriera particolarmente sfavillante in Serie A, ma comunque era un allenatore di tutto rispetto per squadre o di Serie B o di bassa Serie A in quell'epoca. Fa anche una campagna acquisti decorosa. La famiglia Pozzo, il presidente Pozzo, arrivano 3 stranieri, 2 argentini, Abel Balbo, che non ha bisogno di presentazioni, e Nestor Sensini, stessa cosa, e soprattutto arriva poi lo spagnolo Ricardo Gallego, che arriva già maturo, perché Gallego quando arriva all'Udinese è un classe 59, se ci vedo più. Sì, classe 59, quindi arriva già a 30 anni ed è stata una bandiera del Real Madrid, oltre 250 presenze, è un centrocampista centrale molto ordinato, molto preciso, tra l'altro con grande esperienza anche in nazionale, dove è arrivato secondo agli europei dell'84, persi con la Francia, contro la Francia. Insomma, l'Udinese ha tutte le carte in regola per potersi giocare la salvezza. Tra l'altro, ad esempio, Balbo è uno che si impone immediatamente nel campionato italiano, segnerà 11 gol alla fine del campionato, è davvero un attaccante di quelli come c'erano una volta. Adesso io vi dico quello che è successo durante l'anno. L'Udinese parte con un 1-1 contro la Roma alla prima giornata, poi alla terza arriva la prima rimonta il 6 settembre, 1-1 contro il Bologna. Angelo Orlando, che mi ricordo poi giocherà nell'Inter all'inizio, a metà degli anni 90, e pareggio all'89esimo di Renato Villa, il mitico Villa, capitano del Bologna. Alla quinta giornata, il 17 settembre, c'è la rimonta forse emblematica di quella stagione dell'Udinese, Udinese-Sampdoria 3-3, l'Udinese al 36esimo è in vantaggio per 3-0, poi 3-3 con gol di Catanez all'85esimo, l'Udinese butta un punto in maniera davvero scellerata. Alla 19esima giornata, il 14 gennaio, un'altra partita epocale, 2-2 contro il Napoli, che poi vincerà lo scudetto alla fine di quel campionato. Al terzo minuto segna De Vitis per l'Udinese, poi pensate all'86esimo, raddoppio di Mattei, ormai a 4 minuti dalla fine sembra fatta. All'88esimo segna Maradona sul rigore per il Napoli, e al 90esimo pareggio di Corradini. Pensate che all'86esimo il risultato era di 1-0, al 90esimo la partita finisce 2-2. 24esima giornata, 11 febbraio, Udinese-Fiorentina 1-1, segna di nuovo Mattei. Al 44esimo pareggio di Buso un minuto dopo, altra rimonta strana, perché segna alla fine del primo tempo l'Udinese, neanche il tempo di rimettere la palla al centro, e pareggia la Fiorentina. L'11 marzo, 28esima giornata, 1-1 con la Cremonese, gol di Branca al 35esimo, pareggio di Marcolin per la Cremonese al 67esimo. Una settimana dopo, il 18 marzo, 1-1 in casa della Juventus, anche qui un po' strano quello che succede, segna Branca al 10° minuto, e 2 minuti dopo pareggio della Juve con Zavarov. L'Udinese o prende gol alla fine o prende gol un secondo dopo averlo fatto. E poi c'è l'ultima rimonta alla 30esima giornata, il 25 marzo, 2-2 contro il Bari, anche qui
roba da matti. Balbo segna per l'Udinese al 75esimo, pareggio di Loseto per il Bari, all'87esimo l'Udinese si riporta in vantaggio con Bruniera e all'88esimo, un'altra volta dopo un minuto, ancora Loseto, quindi poi farsi fare una doppietta da un difensore già è strano. In più, un'altra volta l'Udinese prende gol alla fine e prende gol un minuto dopo averlo fatto. Non servirà a niente il rocambolesco 4-3 contro l'Inter all'ultima giornata, perché una serie di risultati concomitanti fanno retrocedere l'Udinese con 27 punti ad un solo punto dalla salvezza. Pensate, sarebbe bastato vincere una di queste partite che vi ho elencato per giocarsi la salvezza, addirittura vincendone 2 l'Udinese si sarebbe salvata a mani basse. 7 rimonte subite in campionato, 4 dopo l'85esimo. Questa secondo me è una delle retrocessioni più incredibili nella storia della Serie A, magari meno eclatante di altre, perché non ci sono stati degli alti e bassi clamorosi come vi ho detto prima, come il Verona, come la Fiorentina, come anche altre retrocessioni, anche come l'Empoli dell'anno scorso, del 2024-2025, una squadra che sembrava tranquilla a metà stagione e poi è crollata nel girone di ritorno, e magari fra 20 anni che un canale analogo al mio dirà adesso vi racconto la clamorosa retrocessione dell'Empoli del 2024-2025, ma è stata una retrocessione clamorosa davvero per tutto quello che ha rappresentato questa serie innumerevoli di rimonte subite e peraltro molto particolari. E l'Udinese se ne tornò in Serie B. Tra l'altro vi dico quest'ultima cosa: dopo l'ultima giornata il presidente Pozzo si diceva sicuro di una riammissione in Serie A, perché diverse squadre che erano arrivate davanti all'Udinese, che si erano salvate, avevano o problemi economici o problemi di si vociferava di calcio scommesse. Invece la penalizzazione se la beccò l'Udinese stessa in Serie B, 5 punti di penalizzazione nella Serie B 90-91 che impedirono ai friulani di essere promossi in Serie A, e poi la promozione arrivò l'anno dopo. Questa è la storia della retrocessione dell'Udinese 89-90. Se qualcuno se la ricorda mi può dire qualche particolare, può aggiungere qualche particolare in più. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e seguire i social, il blog, tutto quello che c'è nella descrizione del canale, e torno domani. Mi raccomando, fate tutto, che è sempre gratis, iscrivetevi, tanto è sempre gratis.